Le concessioni balneari sono scadute il 31 dicembre 2023. È una presa di posizione perentoria quella del Consiglio di Stato, che nelle ultime sentenze ha ribadito che le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali agli stabilimenti sono da ritenersi legittime. Quindi bisogna dare inizio alle procedure di gara imparziali e trasparenti per l'assegnazione delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2024. Una necessità questa affidata ai vari comuni italiani, che però ha già creato qualche problema, perché l'iniziativa comunale deve far fronte a un contesto molto fumoso e conflittuale, sia a livello locale che nazionale. Rispetto al tema locale, i ricorsi presentati dagli stabilimenti balneari hanno dilungato ulteriormente i tempi e complicato una situazione già intricata di suo, anche se in alcuni la tendenza degli esiti è allineata alle sentenze del Consiglio di Stato. A Santa Margherita Ligure, primo e unico comune del Tigullio a stabilire i criteri per il riordino delle concessioni demaniali marittime il 21 dicembre 2022, i ricorsi di 5 stabilimenti balneari sono stati respinti dal TAR. Il comune sammargheritese potrà quindi procedere con il bando per l'assegnazione delle concessioni, il cui termine per le domande di rinnovo degli attuali concessionari è previsto per il 30 giugno 2024. Dopo verranno recepite le proposte dei concorrenti. A fronte di questo, le vecchie concessioni sono state prolungate sino alla fine del 2024. La proroga tecnica infatti è legittimata, secondo il Consiglio di Stato, quando sono avviate le pratiche di gara. Per gli altri comuni che hanno prolungato le concessioni senza avviare un progetto di gara si prospetta una situazione ancora più incerta, dato che il provvedimento di proroga, eventualmente impugnato, potrebbe essere ritenuto non valido. In questo senso, le dimostrazioni organizzate da alcuni cittadini non basterebbero per ritenere di dominio pubblico uno stabilimento balneare. La questione però è soggetta a continui cambiamenti.